In 3 minuti, la Nazione siciliana, notiziario del 7 dicembre 2024. Legge di stabilità e bilancio prendono forma. L'assessore regionale Alessandro Dagnino sta preparando il maxi emendamento da proporre alla Commissione Bilancio, compresi gli emendamenti con i desiderata dei deputati di maggioranza, con rigida esclusione di contributi per le associazioni. Si proverà adesso a coinvolgere le opposizioni. L'ipotesi è inserire tutto nella legge di stabilità con un importo più basso che verrà man mano implementato nelle prossime manovre. Litiga il PD siciliano. Nel Partito Democratico Siciliano ripartono gli scontri e l'assemblea indetta per ieri per l'elezione del nuovo presidente è slittata di una settimana. Intanto tutti si preparano al nuovo congresso. Il segretario regionale uscente Anthony Barbagallo, area Schlein, che vorrebbe ricandidarsi, chiede paradossalmente che al congresso votino solo gli iscritti, mentre le altre aree preferirebbero le primarie. Migliora il livello degli invasi. Le ultime piogge hanno fatto risalire il livello degli invasi, allontanando le situazioni drammatiche che si stavano prospettando. Il presidente Schifani e la cabina di regia sulla crisi idrica sembrano abbiano quindi avuto ragione, anche se occorre ricordare che il livello dell'Ancipa, ad esempio, è ancora appena la metà dell'anno passato. Schifani ieri ha sorvolato in elicottero i principali invasi per verificare di persona il miglioramento della situazione. Riggio, amministratore delegato dell'aeroporto di Palermo. Vito Riggio torna ad essere l'amministratore delegato della GESAP, società di gestione dell'aeroporto di Palermo. Riggio si era dimesso nel giugno scorso dicendo esplicitamente che se i soci avessero voluto finalmente imboccare la strada della privatizzazione sarebbe stato disponibile a ritornare. Dopo l'accordo tra Schifani e la Galla sul suo nome, evidentemente quelle condizioni si sono presentate. Proroga delle elezioni ad Agrigento ed Enna. Una circolare del Ministero dell'Interno proroga le elezioni dei comuni che nel 2020 votarono a causa del Covid in autunno invece che in primavera. Anziché votare nell'autunno del 2025, voteranno nella primavera del 2026. La decisione riguarda comuni come Roma e Milano, ma in Sicilia coinvolge anche 2 capoluoghi di provincia. Enna ed Agrigento votarono infatti nell'ottobre del 2020 e voteranno adesso nella primavera del 2026. Per la RAI, Bronte ha 1000 abitanti e il pistacchio è finito. Nella trasmissione Rimanda a Rai 3 di qualche giorno fa è stato commesso un errore che evidenzia lo scarso approfondimento quando si tratta di Sicilia. Parlando del pistacchio e dell'impossibilità che tutta la produzione sia effettivamente di Bronte, il conduttore ha detto che il pistacchio di Bronte quasi non esiste più e Bronte ha 1000 abitanti. Bronte in verità ha 18.000 abitanti e il pistacchio, grazie al cielo, esiste ancora. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.